Atmosfera ci pensa subito Poggi con questa girata su cui Dal Bianco si salva di intuito. Al 9° minuto, al suo primo angolo, l'Udinese va in gol con Birov, troppo invitante, l'invito di Stroppa per il tedesco, un gioco da ragazzi metter dentro. Ma in 2 minuti il Padova pareggia il conto, autore del gol Quicchi su calcio di punizione, difesa friulana disposta così così, centrato in pieno l'angolino basso, 1-1. 19° da Stroppa per Birov, liberissimo, sta per aggirare Dal Bianco che lo stende. Rigore, dice il signor De Santis, una volta tanto tutti d'accordo. Dal dischetto il terrificante terra-aria del Panzer tedesco all'incrocio dei pali, 16° gol in campionato per Oliver. A Metrano si tocca la coscia indolenzita da un precedente scontro, al suo posto entra Matrecano. Il tempo sta per scadere, proprio al 45° arriva il terzo gol dei friulani, nasce da una combinazione Rossito-Bertotto, la stoccata è di Paolo Poggi, suo 9° successo personale in campionato, e si va negli spogliatoi. La ripresa vede in campo un Padova più vivace, cross di Longhi, Gregori e Calori si scontrano, Moruso infila la palla del 3-2. Gregori in uscita si scontra con il compagno e ne esce malconcio, una gran botta al volto che lo costringerà a uscire in barella. Zaccheroni, Tistini, Desideri alla palla buona, Dal Bianco ci mette un piede provvidenziale. Zaccheroni sembra preoccupato e in effetti per poco Vlahovic non gli dà un grosso dispiacere, bersaglio mancato di un soffio. L'Udinese di A non aveva mai vinto a Padova, lacuna colmata, una partita da fine stagione con squadre che per opposti motivi non hanno messo in mostra quasi mai una feroce determinazione. Nella sfida del gol resta in testa la coppia patavina, 26 reti per Amoruso Vlahovic contro le 25 di Birov Poggi. E vediamo la classifica dopo la 31esima giornata: Milan 67 punti, Juventus 60, Fiorentina 56, Parma 52, Roma 51, Lazio Inter 50, Sampdoria 48, Vicenza 47, Udinese 40, Cagliari 37, Atalanta 36, Napoli 35, Piacenza 33, Bari 28, Cremonese Torino 26, Padova 21 punti. Nel prossimo turno l'Udinese sarà impegnata a Bari, ma ritorniamo a Padova con le interviste. Al microfono dell'inviato Claudio Coiutti, Zaccheroni, Poggi e Birov. Centrare questa salvezza l'abbiamo centrata prima delle ultime giornate in campionato, quindi un grossissimo risultato per una provinciale come la nostra. E per quanto riguarda la tenanza dei portieri, Battistini era febbricitante, aveva 38 e passa di febbre. Ha dovuto giocare Gregori, che si è comportato bene. Poi cosa ha fatto poi Gregori? In uno scontro con Calori è rimasto a terra, l'abbiamo dovuto sostituire, ha dovuto giocare Battistini con 38 passi di febbre, come dicevo prima. Ecco, 3-1, si chiude il primo tempo, la partita termina 3-2. Ecco, verso la fine della partita l'Udinese ha sofferto il pressing continuo del Padova, anche al caldo. No, a parte il caldo, che il Padova non ci stava a perdere. Perché Padova le sconfitte vistose le ha raccolte fuori casa, in casa solamente quella con la Juve, la Roma ultima ha sofferto molto. Io avevo avvertito i miei giocatori che non era una partita certamente facile, quindi dovevamo tenere alta la concentrazione e possibilmente cercare di tenere alti i ritmi, perché loro sono più agili di noi. Siete riusciti proprio a denti stretti a portare a casa questi 3 punti che vi danno la certezza matematica della Serie A. Infatti questa è la cosa che ci fa molto piacere, naturalmente. Essere sicuri di rimanere in Serie A 3 giornate dalla fine era sicuramente il nostro obiettivo, e adesso così possiamo rilassarci un po' dopo queste ultime partite che sono state un po' così caratterizzate dalla tensione, soprattutto dopo le 4 sconfitte consecutive. Birov con i 2 di gol di oggi si è arrivato a quota 16. Sì, penso che all'inizio del campionato pochi ci hanno creduto, sicuramente anche io non sapevo come sarebbe andata questo anno, perché diciamo l'ultima esperienza in Serie A con l'Ascoli non è stato molto bene, però devo a questo punto ringraziare tanto l'ambiente dell'Udinese, il presidente Pozzo, la squadra e sicuramente anche lo staff tecnico che mi hanno messo a disposizione per fare tutti questi gol. In C2 la Trieste